Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno a te, cara Natalia, e grazie amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Io sono Antonino Danna, questa è la quarta puntata di Dentro Montecitorio. Vi ricordo 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 0292947222 se volete essere dei nostri per telefono da adesso. Però io cedo la linea alla padrona di casa, la nostra Laura Cavandoli. Laura, ben trovata, però non ti si vede, Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e cerchiamo di risolvere anche il problema della webcam. È accesa, mi dà collegata? Però ma tu non ci qualcosa appari. troverò adesso Sì. che non funziona. Senti, Laura, nel cominciare, noi abbiamo al telefono già la gradita ospite, perché... Sì, perfetto! Sì, perché sbirciando le storie che la nostra Laura pubblica sul suo Instagram ufficiale, questa settimana c'è stata l'inaugurazione della nuova sede del Museo del Parmigiano, in quel di Fontevivo, in provincia ovviamente di Parma. E Laura, tu c'eri, ma c'era anche la padrona di casa, che è la sindachessa di Fontevivo, Maria Vittoria Rusca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. Ecco. È giovanissima, Maria Vittoria è una ragazza veramente giovane, adesso non voglio... però è giovane, non è giovane come me, ma ha la metà dei miei anni, forse anche un po' meno. Per cui è giovanissima e ha inaugurato lei questa bellissima sede che è l'ex, adesso ce lo dici, Chiesa dei Cappuccini di Fontevivo, dove si è trasferito il Museo del Parmigiano. Ci tengo a dire che è stato il primo museo del cibo. Noi a Parma abbiamo questo circuito dei musei del cibo e chiaramente degli alimenti tradizionali, e Maria Vittoria proprio ha spostato a Fontevivo quello che è stato inaugurato, mi sembra 20 anni fa, ma adesso poi glielo facciamo raccontare, e in un altro comune. Adesso Fontevivo lo ha aperto al pubblico. Meraviglioso. Sindaco, e allora ci racconta un po' Fontevivo. Io Fontevivo lo vedo sempre dal treno in corsa, vedo sempre questo fungo dell'acqua, comune di Fontevivo. Insomma, c'è molto altro, direi, perché è un bellissimo borgo, tra l'altro con un bellissimo castello, ma poi c'è anche cosa no? No, Non è un castello. Castello? Cos'è, per la precisione? Abbiamo un'abbazia meravigliosa, però. Ecco, l'abbazia, scusi. Racconta Maria Ci Vittoria. racconti, Sindaco? Allora, Fontevivo è un paesino di 5.600 abitanti in provincia di Parma. Siamo collocati in un punto veramente centrale della nostra provincia, perché siamo attaccati alla città e attaccati anche a Fidenza, abbiamo l'autostrada, insomma possiamo vantare un collegamento veramente importante. E proprio nel nostro paese abbiamo appunto questa abbazia fondata nel 1142 da monaci cistercensi che arrivavano da Chiaravalle della Colomba. In più abbiamo anche, dove adesso con molto orgoglio posso dirlo, ospitiamo la sede del Parmigiano Reggiano, l'ex convento dei Cappuccini, che al suo tempo insomma ospitava anche dei meravigliosi orti e che adesso fanno da contorno a tutta quella che è la location del museo. Siamo un comune piccolo, ma che ha veramente tanto potenziale se vogliamo sfruttarlo al meglio. Certo. Sindaco, ma l'idea, diciamo così, di riportare in paese il Museo del Parmigiano, soprattutto come lo avete organizzato? Allora, in realtà già nelle nostre menti, soprattutto anche di quelle della precedente amministrazione, avevamo già in mente di puntare sulla salvaguardia di un prodotto tipico della Food Valley. Il Parmigiano Reggiano, oltretutto facendo qualche ricerca storica, abbiamo scoperto che grazie ai monaci trova radici proprio a Fontevivo. E quindi quando, insomma, con il supporto dell'ex sindaco, io ero stata eletta veramente da pochissimo tempo, abbiamo saputo dell'esigenza di una nuova location per il museo, ci siamo subito fatti avanti proponendo due posti. Il primo vicino all'abbazia,
dove abbiamo un complesso che ospita un ristorante, un relè, un chiostro meraviglioso, e il secondo proprio questo dell'ex convento dei Cappuccini, che ha subito conquistato fortunatamente i cuori di chi poi ha deciso di spostare il tutto qua. Ci sembrava importante riuscire a garantire una sede a un museo di questa importanza, anche perché entrare nella rete dei musei del cibo per un comune come noi rappresenta un'occasione più unica che rara, e quindi abbiamo deciso di provare a puntare nuovamente sul nostro comune per renderlo anche sempre un pochino più turistico rispetto a quello che era magari anni fa. Che meraviglia. Si Come mangia sempre bene, sì, anche a Fontevivo. Ecco, buono a sapersi anche questo. Quindi se uno vuole fare un weekend e insomma coniugare un po' di storia, un po' di tradizioni e la storia del parmigiano, vedere la fantastica abbazia, e ci sono anche dei locali insomma interessanti anche dal punto di vista enogastronomico, dove una sosta resta nella memoria. Esatto, Beh, esatto. Però a questo punto lo chiedo a entrambe. Voi col parmigiano che rapporto avete? E non mi dite lo mangio, ma come cuoche intendo. Ma sei sessista, Antonino, sei sessista. Non No, si fanno perché mi queste diletto domande. anch'io a cucinare, attenzione. Lo so. Quindi, niente di sessista, diciamo da addetta ai lavori ad addette ai lavori. Ecco. Vai, io Maria purtroppo mi Vittoria. limito a mangiarlo, perché sono molto ghiotta di parmigiano reggiano in qualsiasi tipo di stagionatura, ma in cucina no, non è proprio una mia dote. Oh signore. E No, Laura, ma il invece parmigiano tu? c'è ovunque, in tutte le ricette ci va, per cui non è un problema. Basta lasciarlo in tavola, magari il pezzo, Esatto. dico proprio la punta, che quindi si grattugia al momento, oppure la si pilucca ogni tanto. E quindi pilucca è un termine tecnico. E quindi sto immaginando il profumo adesso mentre voi due parlate, sappiatelo. Ma poi nel museo si spiega anche come funziona la diversità delle diologie di parmigiano, quindi la stagionatura, qual è quello che si è da tavola, quello per i cappelletti, gli negli annolini, insomma quello che si usa per cucinare quella determinata pietanza, o meglio ancora insomma la pasta ripiena che è tipica nostra, oppure quello che insomma c'è meno lattosio, perché poi diciamolo ha delle caratteristiche veramente eccezionali il parmigiano, e può essere mangiato da chiunque, quindi lo diciamo perché abbiamo imparato che i 3 ingredienti sono latte, sale e caglio, e solo con questi 3 ingredienti dal 1142 si fa il parmigiano. Per il resto serve tanta maestria, chiaramente gli strumenti sono tutti visibili nel museo, e insomma, e così è nato quasi 1000 anni fa, e così lo si fa ancora oggi. Oltretutto mi permetto di dire che questo weekend, in occasione dell'inaugurazione, oltre ad analizzare la parte storica, quindi come dicevi giustamente la nascita del parmigiano e tutta la strumentazione, abbiamo unito anche la domenica per tutte le famiglie un progetto di show cooking, dove quindi un cuoco ha proprio mostrato ad oggi come utilizzare al meglio il parmigiano in qualche piatto. Che meraviglia, veramente, veramente straordinario. Ed è bello proprio quest'idea, perché è bella questa idea di artigianalità del parmigiano, che malgrado sì, va bene, d'accordo, siamo nell'era dell'industrializzazione, quello che volete, però continua a mantenere questo, come potremmo dire, questo lato umano, questo lato proprio di prodotto, che è anche qualcosa che è entrato in fondo nel costume e persino nella letteratura italiana. Vorrei ricordare quella novella di Boccaccio, Il Decamerone, dove si racconta il paese di Bengodi, dove c'è questa montagna che erutta maccheroni e tutti sciano su questa montagna di parmigiano grattugiato, insomma. Quant'è lontano, accene più di mill'anta che tutta la notte canta, e quindi tutti si bevono la storia del paese di Bengodi. Però onestamente io in un paese così ci verrei volentieri. Vabbè, vengo a Fontevivo, che mi pare che vado bene pure così. Noi aspettiamo tutti a braccia aperte.
Ah, vabbè, C'era anche allora. Gianmarco Centinaio, lo possiamo dire, nel weekend ha inaugurato anche lui. Ah, Esatto, un'importante bene, presenza che insomma ha arricchito ancora di più questa importante giornata. Sindaco, ma come essere sindaci così da giovani? Perché, diciamo così, uno dice ma i giovani non si interessano più alla politica, ma qua, là, che cosa, chi glielo fa fare? I ragazzi oggi pensano ad altro. Lei è molto giovane, ha scelto di fare il sindaco. Perché uno si alza la mattina, una si alza la mattina e dice io voglio fare la sindachessa del mio paese? Ma allora io ho avuto la fortuna di aver avuto entrambi i genitori che mio padre a Parma e mia mamma sempre a Fontevivo per primi si erano messi in gioco come consiglieri comunali, quindi sono cresciuta in una famiglia in cui l'attenzione al proprio paese c'è sempre stata. Questo mi ha aiutato poi a 19 anni a candidarmi anch'io come consigliere comunale e nei 5 anni ho scoperto angoli nascosti del mio comune, caratteristiche che pur abitandoci non conoscevo. E quindi quando mi è stato proposto di provarci, senza pensarci 2 volte, ho subito detto di sì, ma proprio per l'amore che provo nei confronti del mio comune, da cui io non andrei mai via, anzi, cioè, spero di vederlo sempre più in evoluzione, sempre più a portata di giovani e a portata di famiglie. E sicuramente avere insomma un po' questa visione da giovane aiuta ad amministrare. Poi Fontevivo è famoso anche per aver avuto un altro sindaco prima di me che è stato eletto a 20 anni, quindi abbiamo un po' questa tradizione, ecco, da noi. Il giovane secondo me non è solo segno di essere senza fatiche, ma se veramente ci impegniamo sappiamo essere dei valori aggiunti. Salutiamo. Salutiamo Invece, Tommaso Piazza che è consigliere regionale, quindi ha seminato a Fontevivo, diciamo perché siamo vicini alla terra, ed è stato eletto poi in regione. Peraltro, sì, 2 giovanissimi che però hanno dimostrato di amare il loro territorio, di volersi impegnare. Io credo che i giovani siano ancora più bravi perché quando vogliono fare le cose le fanno con una dedizione e con un'energia che è invidiabile. Quindi complimenti Maria Vittoria, veramente una ragazza che è diventata sindaco a 22, 24 23, anni. 24, anni. ecco. complimenti. Grazie davvero. Una domanda per entrambe, visto che siete tutte e due amministratrici, perché Laura tu non sei soltanto appunto deputata al Parlamento, ma sei anche al Consiglio Comunale a No, Parma. non più. No, non più, però lo sei stata. Da 6 mesi, insomma, sì, ho lasciato passare al mio collega che era eletto dopo di me, che saluto, Ecco, Andrea Bettati. però in coscienza, quando è il momento in cui andate a dormire la sera e dite ah, che goduria, oggi proprio è stato davvero bello e pieno di senso fare la consigliera comunale o fare la sindachessa, perché voglio dire, questa è la politica dove tu vedi i risultati immediatamente, dove la gente ti ferma al bar, ti dice sindaco, consigliera, c'è sto problema, c'è sta roba, sindaco lei va bene, sindaco lei va male. Poi nell'Emilia, magari forse io sto per dire uno stereotipo, però io ho nel cuore i racconti di Giovanni Guareschi. C'è ancora un po' Don Camillo e Peppone? Lo chiedo a entrambe. Le domande sono 2. Quando è che c'è davvero la soddisfazione che uno dice sono contenta della scelta che ho fatto e poi c'è ancora questo clima un po' Don Camillo e Peppone? Vai, sindaco, parla tu. Vado io? Sì. No, allora, io ecco, vado a letto soddisfatta la sera quando poi, appunto, noi siamo una realtà piccolina, quindi immagino che in una città grande funzioni in modo diverso, però quando veramente, ad esempio, io ero attivato gli sportelli al cittadino, quindi luoghi dove alternandomi nelle frazioni, senza appuntamento, il cittadino mi trova e riesce a farmi dei suggerimenti, segnalarmi, ecco, quello che magari non va nella stessa frazione. E quando mi arriva una segnalazione su una cosa anche banalissima che non funziona e entro la stessa giornata riesco a risolverla, per me quello è il momento più soddisfacente, soprattutto quando ti arriva anche il grazie, che non è mai scontato e sentirselo dire ti fa veramente
sorridere in un modo impressionante. Quindi questo è il motivo per cui al 99% per tutte le mie giornate vado a letto sempre con la soddisfazione di aver scelto questa strada. Nel nostro caso poi invece in paese ne siamo fortunati, ovviamente abbiamo un'opposizione ma con cui con grande rispetto e grande collaborazione lavoriamo, quindi anche lì quando riusciamo a fare le cose insieme la soddisfazione c'è da parte di entrambi, immagino, perché lavorare per la comunità alla fine, che tu sia in maggioranza o in minoranza, l'obiettivo è sempre quello. Che bella l'Italia. L'Italia è più bella di come noi ce la raccontiamo. Questo è poco ma sicuro. Immagino che sabato sia stata una di quelle giornate in cui Maria Vittoria è andata a dormire dicendo esatto. Abbiamo aperto il museo del Parmigiano Reggiano a Fontevivo, quindi una soddisfazione per sé, ma per tutta la comunità di Fontevivo. Sì, infatti quello è il pensiero che ci ha spinto fin dall'inizio a proporci, ovvero non siamo solo noi, amministrazione, a portare una cosa in paese, ma ne traggono vantaggio gli stessi cittadini, le attività che vivono quotidianamente nel nostro comune. E quindi sì, quella è stata una soddisfazione che attualmente penso sia tra le maggiori di questo primo anno di mandato. Che meraviglia. Sindaco, che si fa quest'estate a Fontevivo, oltre a venire a visitare il bel museo sul Parmigiano Reggiano? Abbiamo un programma di eventi che è fittissimo, partiamo già da questo weekend che abbiamo un giro dell'abbazia, una visita guidata dell'abbazia e poi si può fare un giro proprio al museo, questo insomma per unire più cose. Poi abbiamo la tortellata di San Giovanni il 24, perché da noi si festeggia così non il 23 giugno ma il 24 a Bianconese. Poi le associazioni scendono in campo con festa del prosciutto melone, dove si balla il liscio ed è una festa storica nel nostro comune, la Proloco con tantissime iniziative, abbiamo il Jumbo Story, quindi musica anni 70, anni 80, 90. Ce ne sono tantissimi di eventi e poi concludiamo a settembre con la festa dell'uva, che anche quella ormai fa parte di Fontevivo da parecchi anni. Quindi non ci si annoia mai nel nostro comune. E San Bernardo, non so se l'hai detto. Abbiamo San Bernardo che quest'anno sono 4 giorni di festeggiamenti, che è il nostro patrono. Solitamente erano 2 o 3, quest'anno abbiamo puntato in grande grazie alla collaborazione della parrocchia e quindi abbiamo detto allunghiamo di una giornata e vediamo cosa riusciamo a creare. Che meraviglia, veramente complimenti Sindaco. Quando ci sono i giovani della Lega è inevitabile che i comuni rifioriscano. E questa mi sembra anche una saggia osservazione, cara Laura. Senta Sindaco, che cosa farà domani? Domani ho proprio lo sportello al cittadino in una delle frazioni. Ecco. È una delle mie giornate preferite attualmente, sapere di stare in mezzo alla gente mi riempie sempre di grande entusiasmo, quindi attendo con ansia sempre il mercoledì. Molto bene, molto bene. Laura? Le auguriamo buon lavoro. Decisamente, decisamente. Allora, Sindaco, intanto grazie, complimenti, migliori auguri a lei e ovviamente a Fontevivo e grazie per averci raccontato un'Italia bella che esiste ancora, malgrado Garlasco, malgrado le brutte cose che spesso ci tocca leggere sui giornali. Invece, lo ripeto, l'Italia è migliore di come noi ce la raccontiamo. E forse se si parlasse più di Fontevivo e di tanti bei paesi dove si vive in mezzo alla gente che ti sorride e non si ingrugna ogni mattina, forse saremmo, se si parlasse più di paesi come Fontevivo e dell'Italia di province, non di atroci delitti, forse saremmo tutti un po' più sorridenti, un po' più contenti. Grazie ancora. Esatto. Grazie a voi per l'invito, grazie, buona giornata. Ciao, a presto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, rieccoci le 14:33 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà dentro Montecitorio. Laura Cavandoli, Antonino Danna al microfono con voi e in particolare, insomma, avete appena ascoltato appunto eccola qua, è riapparsa la nostra Laura, ce l'abbiamo fatta a riaverla. Natalia, finalmente abbiamo Laura con sì, bello. Mi ricordi un po' il TG1 degli anni '80, il leggendario Vittorio Orefice quando faceva i servizi con dietro l'aula, questa immagine bellissima dell'aula. Che meraviglia! Allora, dai, ce l'abbiamo fatta. Ma sì, ma figurati, l'uomo vince sempre sulla tecnica prima o poi, no? Com'è che diceva quello? Che l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio, a volte anche Certo. sull'idiozia dei computer. Laura, ma che bel regalo che mi hai fatto oggi con questa storia di di Fontevivo, scusa. Sì, abbiamo veramente una sindaco veramente brava, giovane, piena di energia, piena di voglia, piena di entusiasmo, un gruppo, perché diciamolo, Tommaso Fiazza è rimasto in consiglio comunale, fa il consigliere, lei era l'ex sindaco. Enrica Cavazzini è la vice sindaco, che è anche lei bravissima e stanno lavorando veramente bene, e quindi andare sabato a inaugurare il museo del Parmigiano, che per noi è solo Parmigiano, è stata una grande soddisfazione, una vittoria del comune di Fontevivo. E poi hai visto, tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, non sono un piccolo comune, perché comunque è vero, non hanno tanti abitanti perché il territorio è piccolo, ma sono comunque sul confine di Parma e ci sono molti parmigiani che preferiscono vivere a Fontevivo perché ci sono più servizi e c'è un clima sicuramente un po' più accettabile sia dal punto di vista della sicurezza che della cura dell'interesse delle amministrazioni. Quindi tu mi chiedevi cosa fa un amministratore quando trova la soddisfazione. Ecco, se sei in opposizione in un comune come a Parma, diciamo che sono più le sconfitte che le vittorie. Però l'importante veramente è, come sanno tutti gli amministratori della Lega, esserci, parlare con le persone, sollevare il problema, provare anche a fare delle proposte costruttive. È chiaro che quasi sempre verranno rifiutate, poi però mi è capitato, le ho poi viste attuate direttamente dall'amministrazione. Io le avevo proposte, l'amministrazione mi aveva detto di no, poi alla fine le ha attuate lo stesso. È purtroppo un gioco un po' degli amministratori che secondo me farebbero più bella figura ad accettare le proposte dell'opposizione riconoscendone la bontà e quindi facendo una selezione anche e permettendo a tutti di collaborare nell'interesse comune, e invece purtroppo ci sono certe amministrazioni che preferiscono rifiutarsi di fare di questo passaggio e quindi rifiutano la proposta e poi la attuano lo stesso. Ma pazienza. Vabbè, l'importante però è aver potuto raccontare Fontevivo, certo, e aver
e aver raccontato una bella storia di buona amministrazione, perché quando la Costituzione parla di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, articolo 98, correggimi se sbaglio, Secondo me è 96, ma... o 97, uno dei due. No, 96 il 98, secondo me, 96. però controlliamo. Sì, poi vediamo. Comunque, quando la Costituzione dice buon andamento della pubblica amministrazione, all'inizio i padri costituenti l'avevano messo quasi come una specie di augurio. Ecco, quando tu vedi invece una ragazza eletta a 24 anni che si fa, scusate il termine, insomma, che ci dà l'anima per vedere i risultati, questa è l'avverarsi di quello che avevano scritto i padri costituenti, la Costituzione che vive, che cammina e che funziona. Quindi non è vero che le cose in Italia non funzionano mai. Se si vuole possono funzionare, all'anima se possono funzionare. Bisogna impegnarsi e questo Sì. è un criterio che credo che dobbiamo dirlo a tutti. I giovani lo sanno, quelli che lo vogliono fare, quelli un po' meno giovani non devono farsi, diciamo, bloccare da questa mala informazione, insomma, Sì. questo brutto modo di dire, per cui a Parma le cose in Italia le cose non funzionano. Funzionano nel comune di Fontevivo, bisogna farle funzionare in tutta Italia. Senti, e quindi io parto dimmi. a parlarti tu di quello che sta succedendo. Esatto, esattamente. Questa settimana, Laura, ti ho vista molto in azione su temi molto interessanti, perché se vogliamo restare sul lato, diciamo così, estivo, non parliamo di feste, ma parliamo dei nostri figli, perché c'è stato questo protocollo del Ministero dell'Istruzione e dell'ANA per i campi scuola estivi, che diventano crediti formativi. Però immagino tu voglia parlare prima degli emendamenti al piano casa. Ma guarda, facciamo un brevissimo accenno proprio a questa convenzione, a questo protocollo che ha firmato il ministro Valditara, perché lo trovo una cosa molto importante. Io devo dire, un po' l'avevo sollecitato presso il suo entourage, bisognava fare qualcosa con il gruppo degli alpini, proprio per testimoniare quello che è la loro attività, che è tanto un'attività delle forze armate, e ci tengo a sottolinearlo perché gli alpini sono impegnati in missioni di pace anche all'estero, e anche nelle missioni dell'esercito, anche nelle nostre città, come per esempio le città sicure, quindi i presidi dell'esercito che vediamo nelle grandi città, ci sono anche a Parma, a Reggio, a Modena, a Milano, tantissimo, insomma. Come no? Sono a volte anche ci sono del personale appunto degli alpini, quindi questo lo diciamo perché fanno tantissime cose, ma gli alpini, quelli diciamo che non sono già in congedo, fanno tantissimo anche per quello che è la protezione civile, e non contenti vogliono tramandare i loro valori, e hanno, diciamo, da qualche anno inventato questi campi che servono per avvicinare i ragazzi alla montagna, ad amare la montagna, e a spiegare a questi ragazzi molti di quei meccanismi, di quelle, diciamo, pratiche che sono essenziali per la sicurezza, non solo in montagna, ma anche per quando ci sono delle emergenze. Ci sono vari campi scuola degli alpini, ce ne sono alcuni che vanno proprio per i ragazzi giovani, primi anni delle superiori, ce ne sono altri che vanno, diciamo, fuori dalla scuola dell'obbligo, quindi sui 16-18 anni. Questi sono stati oggetto appunto di questo protocollo, per cui chi frequenta questi campi ha un vantaggio curricolare, quindi dei crediti formativi. Credo che sia importantissimo perché diventa veramente una vacanza formativa dal punto di vista proprio del formare i cittadini, ma anche un vantaggio in più ai fini del risultato scolastico. Quindi è stata una grande intuizione del ministro Valditara, e spero che ci siano tanti ragazzi che si impegnino in queste nuove sfide che li renderà più solidali, ma soprattutto più cittadini. E questo abbiamo appena sentito una giovanissima sindaco, e speriamo che anche questi ragazzi siano invogliati a frequentare questi campi scuola degli alpini. Trovate tutto sul sito dell'ANAN, Associazione Nazionale Alpini. Poi sì, noi da oggi pomeriggio, diciamo, si riprende adesso siamo in aula con un provvedimento, però si riprenderà a votare quello che è il piano casa. Quindi un decreto legge che ha impegnato gli uffici del ministro Salvini per un certo tempo, proprio perché si vuole in tutti i modi rigenerare, riprendere in mano quelli che sono gli immobili non utilizzati, immobili pubblici, quindi immobili di ogni pubblica amministrazione che vengono
censiti da un commissario che verrà nominato, e di questi si va a capire quelli che possono essere reintrodotti sul mercato come appunto offerta abitativa. Ci sono un sacco di emendamenti che abbiamo proposto noi come Lega, non tanto perché era un provvedimento incompleto, ma perché abbiamo ricevuto tantissime richieste. Le richieste vanno intanto una per il comparto sicurezza, cioè vogliamo che una parte dei nuovi appartamenti che vengono reimmessi nel mercato siano riservati alle forze dell'ordine. Nelle grandi città c'è questo problema. Le forze dell'ordine vengono assegnate ma non riescono a portare la famiglia e quindi non riescono di fatto, cercano presto, insomma, chiedono un trasferimento. Questo credo che sia un problema, perché chiaramente se un soggetto sta in un territorio più lo conosce e più diventa operativo, quindi più è utile a quel territorio. Per cui abbiamo chiesto questa riserva, vediamo insomma in qualche modo come poterla prevedere. È già prevista insomma da una legge e la prevedono molte leggi regionali, volevamo appunto sistemarla. Di molto importante, devo dire, ho presentato io stessa alcuni emendamenti richiesti dal terzo settore, quindi dalle associazioni, che ci segnalavano come ci fossero tante opportunità nel co-housing e anche nel poter offrire a diciamo a una serie di inquilini anziani la possibilità di avere diciamo, un'unica assistenza che proprio può essere, diciamo, utilizzata per l'intero stabile, quindi più persone che magari hanno bisogno di una OSS o di un'infermiera, ecco, se queste persone possono essere utilizzate, inserite in un unico immobile, in un unico fabbricato, c'è la possibilità quindi di avere un'assistenza territoriale precipua per tutti. E credo che nel momento in cui abbiamo una popolazione che sta invecchiando bene, perché ricordiamolo, restare nelle proprie case è importante sia per la persona, ma anche per i minori costi che vanno a gravare sia sulla amministrazione locale, ma anche sull'amministrazione della sanità. Quindi la possibilità di avere un ausilio più leggero, ma comunque indispensabile per certe persone, va veramente nella direzione di assicurare un win-win per tutti, un risparmio economico, ma soprattutto un miglioramento del benessere delle persone anziane. E così anche per chi effettivamente può pensare di avere la possibilità di avere un co-housing fra giovani e persone meno giovani, quindi una possibilità di unire quelle che sono le esigenze abitative in un'assistenza che può integrarsi fra le varie persone, fra i vari soggetti che vengono così inseriti in un percorso abitativo congiunto comune. Questo credo che sia una innovazione importante e vedremo insomma di poterla inserire già nella legge, nel testo che uscirà dalla commissione, la ottava, quella che si occupa appunto del piano casa. È previsto l'arrivo in aula con la discussione generale venerdì, vediamo se ce la facciamo, se no al limite scollinerà e andrà la settimana prossima. Quindi grande attenzione, abbiamo veramente tanti provvedimenti in questo periodo alla Camera. Noi abbiamo il Coltiva Italia in Commissione Agricoltura che vorremmo chiudere domani, è un provvedimento che prevede, sono stati stanziati 1 miliardo di euro che vanno sia per quello che riguarda l'allevamento, le coltivazioni e una parte importante molto ingente per l'olivicoltura che sappiamo bene sta attraversando un periodo un po' complicato. Quindi insomma siamo attivi, ci muoviamo, noi della Lega siamo sempre operativi, quindi continuiamo in una direzione che deve rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Stasera va in aula il decreto accise, ne abbiamo parlato nelle scorse trasmissioni, proprio perché è uscito dal Senato, è stato incardinato e dovrebbe fare la discussione generale questa sera alle 20, domani lo dobbiamo chiudere proprio perché è un decreto legge che vogliamo convertire e che quindi proroga lo sconto sui carburanti ancora una volta, perché insomma siamo in diretta, quindi abbiamo notizie belle che riguardano la riapertura dello stretto di Hormuz, quindi speriamo di poter andare avanti in una direzione in cui non servano più lo sconto accise e di poter aspettarci, diciamo, alla pompa uno sconto
diciamo, un prezzo più ragionevole, e ricordiamoci che i prezzi del carburante poi si riverberano necessariamente su tutto quello che è la logistica, e quindi Certo. speriamo di arrivare a dei prezzi anche, diciamo, al nostro negozio, alla nostra bottega, insomma, sotto casa, di quello che anche solo è diciamo, il fabbisogno alimentare quotidiano, che sia un po' più sostenibile. Questo è il primo passaggio, ma passa ovviamente da questa novità internazionale, che credo sia assolutamente positiva. Ecco, io vi voglio dare un dato, visto che stamattina ci passavo davanti con la Vespa, 1,83 € la benzina a Inveruno, provincia di Milano, Alto Milanese, quindi profondo nord, 1,97 € il diesel. Quindi, come vedete, sta scendendo, perché io settimana scorsa, nel fare il pieno, nella stessa catena di pompe di cui mi servo, era 1,93 € la benzina, per cui siamo quasi 10 centesimi in meno. Mi pare che le cose stiano cominciando ad andare un pochettino meglio. Vorrei anche dire una cosa, Laura, perché stavo sbirciando ora le tue storie su Instagram, e questa è una piccola cosa che apparentemente a molti dei nostri ascoltatori non può interessare. E in realtà è una cosa importante, perché serve a tutelare il lavoro degli agricoltori. Cioè, in Commissione Agricoltura non sono uno stalker, vorrei precisarlo, perché sennò Laura mi avrebbe già denunziato senza pensarci manco, senza passare dal via. Semplicemente sto facendo il mio mestiere. Hai ragione, anche perché io metto nelle storie proprio appunto quello che fai. Quello che facciamo, ma anche perché molte persone magari scrollando, che ne so, il telefono nei momenti, e vengono comunque a contatto con delle notizie che poi possono essere utili. Quindi effettivamente sì, è passato questo decreto direttoriale che sposta il termine per la revisione dei trattori veloci, che sono quei trattori che vanno per strada, che arrivano anche a 50 km/h, quindi trattori importanti, che devono effettuare la revisione non più entro il 30 giugno, ma abbiamo ottenuto, grazie al ministro Salvini, al 31 dicembre. Anche perché se no significava che il 1° luglio questi trattori non potevano essere utilizzati, e siamo nel pieno dell'attività agricola, quindi è adesso che servono. Per quello devo dire è stata una misura di assoluto buonsenso, e la richiesta è stata spiegata al ministro, il ministro chiaramente ha ben compreso le esigenze, è stato passato questo provvedimento, quindi giusto comunicarlo, anche perché è una cosa del 10 di giugno, e quindi 6 giorni fa, e non so ancora se è stato pubblicato nelle forme ufficiali, però è giusto dirlo, anche perché c'era molta preoccupazione da parte degli agricoltori. Poi certo ci sono trattori, diciamo, più antichi, e su questi dico anche quest'altra cosa: siamo riusciti, qualora non vadano sulle strade, a togliere quell'obbligo veramente antipatico di assicurazione che aveva imposto l'Unione Europea. Quindi sono piccole cose che però sono grandi costi, sono tanta burocrazia e tanti costi proprio per chi li utilizza, che si vede, diciamo, di fatto aggravato il costo della propria produzione. Quindi su questo devo dire grande attenzione da parte della Lega e grande attenzione da parte del ministro Salvini, che ci ha aiutato a portare avanti queste richieste assolutamente condivisibili. Ecco, lo diciamo soprattutto per chi ci ascolta dalle città, per chi non vive, diciamo, l'attività agricola in campagna. Un trattore in un'azienda agricola è quello che crea il pane, che lo procaccia, perché questa macchina ha preso il ruolo che era della coppia di buoi che si usava per tirare l'aratro, che si usava per tirare il carro col fieno, per portare avanti la mietitrebbia, le prime mietitrebbie e così via. Per cui se un trattore si ferma in un'azienda agricola, diciamo medio-piccola, diventa un grosso problema, perché diventa un'enorme perdita di denaro soprattutto. E appunto i trattori veloci, che sono queste macchine, perché sapete che il codice della strada dice 40 all'ora, ma i trattori veloci possono essere generalmente arrivano anche a 60 all'ora, Esatto. però sono limitati elettronicamente a 50, sono quei trattori enormi che voi vedete per strada, che spesso in questo periodo trainano i rimorchi, quelli belli grossi, con dentro il mais, per esempio, le pannocchie appena tirate giù, e poi sapete che è anche periodo di mietitura, quindi anche qui rimorchi da trainare, non ci sono soltanto i camion, per i brevi tragitti può farlo anche il trattore veloce. Per cui se una macchina così si ferma,
specialmente in questo momento. Bravo, È un adesso. dramma. Cioè è un Esatto. dramma, perché tu dici io ora con che cosa lo trai nel rimorchio? Lo spingo a mano, ci Chiamo metto 2 buoi. Sì, appunto, non mi pare il caso, quindi meglio i cavalli vapore. Un'ultima cosa, Laura, trovandomi facendo, vi ricordo sempre 0292947222 se volete essere dei nostri. Io non amo dare rilievo a questo personaggio, però quello che ha detto questa settimana e ha ribadito, tra l'altro stamattina leggevo il Corriere del Veneto, lui ha dato un'intervista al Corriere di Verona, stiamo parlando del generale Vannacci che ha detto che il femminicidio è un reato che non è necessario per il semplice e banale motivo che tanto ammazzare una donna, ammazzare un uomo è la stessa cosa. Ecco, tu hai alzato gli occhi al cielo, già questo dice molto. L'altra cosa è che stamattina ha ribadito che tanto non serve perché la statistica che ci dice che in Italia si ammazzano meno donne rispetto al resto d'Europa. Quindi io giungo alla conclusione che Giulia Bongiorno, tu, tutti quelli che avete lavorato per questo reato avete votato, evidentemente potevate fare altro nella vita, non lo so, anziché occuparvi di diritto. Cioè, o forse è lui che poteva fare altro nella vita, che dici? Ma anche i suoi deputati l'hanno votato, quindi insomma diciamo che forse anche loro devono un po' vedere la coerenza con se stessi, senza voler assolutamente essere critica. Io penso che ognuno giustamente avrà le sue idee, però c'è un tema. Il femminicidio non è l'omicidio di una donna e quindi è proprio nel tipo di reato che si distingue l'omicidio. Per cui non è che se io, che ne so, il rapinatore uccide una donna, quello è un femminicidio. Ma io credo che sia, adesso non perché sono avvocato, abbastanza semplice anche da capire. Cioè, non è che ogni volta che viene uccisa una donna è un femminicidio. Questa è la differenza, questo è il concetto che credo debba essere compreso. Perché la norma dice, e punisce con ve lo leggo, il nuovo 577 bis del codice penale, fa riferimento proprio a una pena importante, perché si viene punito con l'ergastolo, chiunque cagiona la morte di una donna come atto di odio o discriminazione di genere per reprimere l'esercizio dei suoi diritti oppure per finalità di controllo, possesso, dominio o a causa del rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva. Quindi questo è quello che è il comportamento che va a essere colpito, punito, quindi è la fattispecie di reato del 577 bis. Dire che questa norma sia superflua perché in fondo uccidere un uomo o una donna è la stessa cosa significa non avere proprio compreso quello che è il contenuto del reato, cioè non hai letto neanche la norma. È questo che un po' da noi. Poi pretendo di dire anche un'altra cosa che mi dà particolarmente fastidio. Benissimo, ci dispiace che l'omicidio è già punito ed è punito ahimè dal 1930, da quando è arrivato il codice Rocco, quindi c'era già nel codice penale. Però il richiamare il femminicidio in realtà è un messaggio forte che si fa di fronte a un fenomeno sociale che purtroppo vediamo troppo diffuso nella nostra società. Quindi parlare di femminicidio comunque sia significa cercare di mettere un argine a questa condotta, le condotte che comunque sono contro le donne, contro la loro autonomia di pensiero, contro la loro autonomia di non voler instaurare una relazione, di non voler restare in una relazione sentimentale. E questo credo che sia importantissimo, per cui parlare di femminicidio significa anche prevenzione, tant'è vero che nella legge c'è anche una parte importante sulla prevenzione. È una norma di femminicidio che c'è anche in altri ordinamenti europei e che poi rientra in una direttiva, e qui mi stupisce un po' gli europarlamentari che non lo sanno, che c'è proprio una direttiva del 2024 che prevede proprio il femminicidio e quindi gli stati membri devono poi dovranno recepirla entro il 2027. Quindi siamo assolutamente in linea con quella che è una realtà giuridica sovranazionale, ma soprattutto il femminicidio serve per attirare l'attenzione contro un fenomeno che credo sia assolutamente da debellare e su cui l'attenzione non è mai abbastanza, perché purtroppo in Italia c'è un femminicidio ogni 3 giorni.
Appunto, mi permetto anche di osservare che c'è una profonda pochezza argomentativa nel dire: vabbè, ma la statistica ci dice che non è importante". Una società non è fatta dalla statistica. La società è fatta dal costume, è fatta dalla filosofia, è fatta dall'esprit des temps, lo spirito dei tempi in cui noi ci troviamo a vivere. Perché vorrei ricordare che in questo paese fino alla fine degli anni '60 era lecito ammazzare la moglie mentre che tu la trovavi in flagrante adulterio con uno. E oggi, grazie a Dio, non è così. Non è stata Il la delitto statistica a d'onore, decidere questo, esatto. esatto. Non è stata la statistica a decidere questo, ma l'evoluzione del costume e della sensibilità dei cittadini. Perché se no, allora, anziché la riforma di famiglia del 75, noi dentro il codice civile dovremmo trovare ancora la previsione che la moglie deve seguire il marito e deve prendere il cognome del marito, e io devo ancora sentire, come diceva mia nonna, la conoscevo col cognome da sposata. No, e allora che senso ha? Perché poi io leggo nella stessa intervista: per me il patriarcato è l'uomo forte che come tale protegge la donna, protegge la famiglia, perché la donna fisicamente è più debole. Ora, io sto parlando con te, ma penso anche a una tipo Erika Stefani o a Suad Sbai, no? Penso a voi tre, vi metto tutte e tre assieme tipo Charlie's Angels e dico: ma queste tre secondo voi hanno avuto bisogno che le portassero con la manina e le difendessero, o si sanno difendere da soli? Cioè, perché c'è questa idea che la donna c'è bisogno di quello, dell'uomo forte che va e la protegge, quando le donne mi pare che nella vita fanno pure le inviate di guerra e vanno al fronte e sono più coraggiose e cazzute degli uomini? Me lo spieghi, per favore? Lo chiedo a te come donna, lasciamo stare la politica tutto, lo chiedo a te proprio in quanto Laura Cavandoli donna. Ma guarda, adesso io credo che bisogna spiegare a certe culture il valore delle donne e che le pari opportunità non sono una qualcosa come insomma una mosca bianca o che le pari opportunità ormai nel nostro paese sono una certezza. Però noi ora stiamo importando una cultura in cui la donna è ancora peggio di quello che era il delitto d'onore. Quindi noi teniamo presente che l'evoluzione dei tempi, che abbiamo detto, è citato il 1975, quindi insomma sono passati 50 anni dalla riforma del diritto della famiglia, e ancora noi troviamo scritto a volte in articoli di giornale parlano di patria potestà. Non c'è più da 50 anni la patria potestà, lo dico per chi avesse qualche dubbio, perché era la potestà dei genitori, ora si chiama responsabilità genitoriale, cioè c'è una parificazione dei genitori da oltre 50 anni. Eppure abbiamo delle culture che vengono in Italia e vogliono, diciamo, imporre e impongono alle loro donne di non poter parlare con gli uomini, di non poter uscire da sole, di dover andare in giro vestite in un certo modo e addirittura di non poter andare a scuola. Quindi credo che il nostro mondo debba applicare le regole che abbiamo come donne ottenuto dal 1948 in poi, quindi non è che stiamo parlando proprio dell'anno scorso, e le debba imporre a tutti i soggetti che sono sul nostro territorio, perché il ritorno a una cultura e a una concezione della donna del passato superata può solamente impoverire la nostra cultura, impoverire la nostra società, ma impoverire anche il nostro paese dal punto di vista, permettimi, del PIL, perché comunque sia le donne che lavorano portano attività professionali, attività commerciali, ma poi portano della ricchezza nelle aziende, nella gestione. Questo credo che sia importantissimo, proprio dal punto di vista proprio della crescita della nostra società. Quindi credo che ci debbano essere più donne, ma noi abbiamo questo pericolo in casa, che è il pericolo di una cultura retrograda che purtroppo la sinistra sta cavalcando. E noi dobbiamo assolutamente imporre invece quello che è che sono i diritti delle donne, i nostri diritti. Per quello la norma sul femminicidio ha ragion d'essere, e ha ragion d'essere e va spiegata. Bisogna parlarne, non perché c'è una donna ogni 3 giorni che, ahimè, ne è vittima, ma perché noi non vogliamo più che ci siano delle donne vittime, di uomini morbosi, di uomini che non accettano la fine di una relazione, di uomini che non accettano la libertà di scelta e di decisione di una donna. Questo credo che sia importantissimo, per cui minimizzare
o addirittura negare l'importanza di questa tematica, credo che sia veramente una banalizzazione totalmente negativa proprio nei rispetti della nostra società. E con questo il nostro tempo è esaurito, ma sei stata molto chiara. Laura, ci ritroviamo il 23 di giugno. Grazie come sempre e grazie per averci portato ancora una volta dentro Montecitorio. Grazie a tutti. Buon Di pomeriggio. nuovo, sigla, a più tardi con Zoom. Avete ascoltato Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori.